telespettatori, benvenuti a questa nuova rubrica di pesca. Abbiamo qui Davide detto il Monti, Bonso detto Cobra, Jacques è il nostro direttore di gara. E cosa siete qua a fare oggi? oggi siamo venuti qua a pescare. Io sono qua in compagnia del mio amico Bonso Angelo per gli insegnamenti di pesca. Lui per me è un guru pescatore. No, dire il vero, siamo qua per insegnarti a pescare. Cosa avevo appena detto. Quindi Davide, cosa ti ha spinto ad imparare a pescare? L'amicizia con il mio amico Bonso Angelo. Abbiamo qui inoltre l'assistente personale del Bonso, il Trimi. Attenzione, dopo quando ha una vita incredibile. E cosa ci puoi dire? Mi sono appassionato alla pesca perché ho papà pescatore, andavamo a pescare a carpe da piccolo. E siamo qua per insegnare ai monti. Io inizierei proprio dalle basi. Cos'hai in mezzo alle gambe, Angelo? Una canna d'epoca, mostriamo. Telecamera, attenzione. Diciamo questa opera d'arte, attenzione, era qua. Questo qua cos'è? È una montatura da carpe che... Parla, spiega. Vedi che qui c'è la plastica e il piombo scorrevole che qui dopo ci metti la girella per star fermo il piombo, perché sennò va in giro. E qui sotto la girella ci mettiamo il filo con l'amo. È come pescare la bandiera, però c'è scorrevole sul fondo. Ma qua ti dà un amo, qua usiamo le 5, sto qua, mostralo ai nostri telespettatori a casa. L'amo, attenzione, sempre a portata di mano. Vedi, questo è un piercing, potrei usarlo anche come amo, come ago per scoprire il filo. I ragazzi sono qui già all'opera. Angelo, spiegaci cosa stai facendo sulla canna del Monti. Sto sgoprando la canna, sto mettendo a posto la canna perché ha fatto un nodo enorme, grande come una casa. E hai ruiato tutto praticamente. E ha fatto ruia cataossi qua. Adesso bisogna fare così. Sì, attenzione, facciamo vedere. La canna va giù. Può andare bene così. Adesso la canna va aperta. Va aperta, attenzione amici da casa. Vedete? Mola l'archetto per piacere, perché sennò si ingaruia tutto, come sempre Monti. Già guarda che manca un tocco di canna perché te cavai il tocco. Iniziamo il tocco che si è cavato via. Cosa c'è che manca lì qua, Angelo? L'archetto, sopra l'archetto in mezzo che si è tolto perché ha tirato troppo forte la canna. Iniziamo già i primi problemi. Sì. Davide, quindi hai già avuto esperienza tu con la canna? Sì, ho provato a pescare da solo per conto mio. Non è stato la cosa non è stata come posso dire, non ho avuto molto successo a pescare da solo. Sì. E comunque da qualche mese che ce l'ho questa canna da pesca. L'ho comprata alla Decathlon, molto resistente, all'ultima moda ed è mi sembra una buona canna molto lunga. Che ti piacciono le cose lunghe, giusto? No, perché altro molto leggera, c'è un galleggiante da 2 grammi mi sembra. Che mi ha montato il Bonso. Ha montato perché avevo rotto il Pio e il Ciccio qua. E ci ho messo 2 piombi, ma ce ne vorrebbe un altro perché ha poco peso, vedi. Quindi oggi cosa peschiamo, ragazzi? L'assistente, qui dov'è l'assistente? Dove sei? Cosa sei che peschiamo un po' praticamente? Allora, loro cercano di andare a carpe, invece potevano insegnare qualche predatore, qualche black bass. Quindi pescheremo a carpe. Dov'è che siamo qua? Siamo a Riviera del Brenta. Riviera del Brenta, Dolo, Venezia. Ok, per i nostri amici. Allora, la pesca più vecchia al mondo, quella col formenton. Bene, quindi Pet, adesso in cosa che insegniamo al Monti a pescare adesso, intanto? Si può pescare qualche carassio oppure carpe, qualche ceprimidi. Prima di lanciare si innesca il mais. Bisogna mettere il mais, ok. Con calma. Quindi il mais che tipo di pesce è che lo mangia praticamente? Cos'è che si può? Carpe e il rumatera, le scardole. Ho capito. Jacques, cosa ne pensi intanto? Il nostro... Davvero non male, un buon insegnamento per delle buone tecniche di pesca. Benissimo.
Si innesca dalla parte più dura. Buon maestro. Si innesca dalla parte più dura. Quanti doppi sensi in questo video, Angelo? Almeno 3 grani di mais perché l'amo è troppo grande, vedi? E dopo curdiamo il quercio. Cos'è che fai col quercio? Curdiamo il quercio del mais. Vediamo Davide un po'. Sta cercando di capire. E siamo un po' alla profondità perché dopo torna a riva e prendi solo scardo. Ho capito. Ma e ora cosa c'è che devo fare per pescare? Cos'è che buttate sull'amo? La pastura Sambuca Spuaggio che fa il bonso che adesso Come c'è che funziona questa pastura Sambuca e Spuaccio, Angelo? Che diciamo che in mezzo alla pastura gli ho messo sambuca e cospo qua dentro. E i pesci si attaccano. Sì. Ma come si attaccano i pesci? Ma che hai già imbriachi dopo? No, perché sapeva gusto anice, le piaceva la roba dolce. Te dici ai pesci? Ma che tipo di pesci sei che E piace? carpe. E carpe che piace la La sambuca? vaniglia che ho messo fiando sambuca e dopo che cospo dentro per sbaglio. Per sbaglio. Sì, guarda, guardate. No, guarda, il bonso che da insegnarvi. Vieni qua, Metti il dito sul filo, allora apri l'archetto. Monti, Vado? io ne voglio, Vado? Vai? attenzione. Però. Benissimo, pensavo volasse la canna con l'uomo, invece benissimo. Ok. Adesso si aspetta. No, hai sbagliato, non devi lasciare in mezzo all'erbe. Monti, se no cosa peschi tu poi qua? Proprio là in mezzo si andrà a pescare. Tutti i posti che te è. Hanno qui cavo l'erba. Quindi che vai a fare è apri l'archetto, sotto un po' il filo e accompagni e lanci in acqua. Ma così è troppo vicino alla riva, il pesci non vengono vicino alla riva. Io ti dico. Che ti dica, guarda che il pesce c'è dappertutto dove c'è l'acqua. Eccoci qui ragazzi. Qua il Monti, attenzione che si prepara il Apri. lancio. Vediamo. Aperto. Attenzione, aspetta che non lo tiro tutto dentro. Lanci? Bravo, un ottimo lancio. Ottimo lancio. Ok, E adesso aspettiamo. Non ho Adesso visto. tocca a me, questo qua. Vediamo. Il nostro maestro Felicia. Allora questa qua è una canna da recupero, puoi andare a frotte, però almeno anche per fare spinning. Canna da recupero, mostriamo l'amo. Vai i vitrini fa vedere. Questa qua è una canna per artificiali, fatta per il tipo di pesca spinning, quindi proverò a insegnare qualche predatore. Sa che mi vada bene. L'artificiale è un popper, quindi Questa invece è una canna da carpe, Dai, vedi? La montatura da carpe. Guarda qua. È sempre qui però non fa. E fa così. E apriamo la canna. Boh, apriamo la canna, bella lunga. Notare che Angela ad esempio ha l'archetto giusto, che il Monti non ha. Vero? Sì. Esatto, attenzione. Sì, ma è una canna particolare, quindi è stata montata da un amico. Ah. Queste canne montate. Boh, cerchiamo di non ingarbugliarsi di Jean-Jacques. Si devono incatenarsi. Questo è un lancio che faccio classico senza che le persone Senti. le prendano con l'amo, perché sennò rischi di prendere un occhio. Si fa questo. Là. E per assurdo lanciando così l'hai lanciata addirittura più lontano degli altri. Jacques, aspetta, cosa ne pensi di questi lanci? Lanci spettacolari, lanci davvero celestiali. Lanci Benissimo. che ti lasciano davvero a dir poco senza fiato. Aspetta. È un questa amo è una testina piombata un amo anche in cosa- caglio, quindi buona per pescare in mezzo ai bai così. Sa che mi vengono fuori qualche predatore. Vai Invece Angelo. questo è un amo gambo corto del 10, si pesca con filo più o meno del 25. E questo è un amo per pesci bastardi, perché si vede massa grande l'amo, il pesce non mangia. Pesci bastardi. Pesci L'asola bastardi. così, vedi. Metti, apri l'asola così, vedi. Metti l'amo Attenzione, qui in mezzo. incredibile ragazzi.
il filo deve essere bello tirato perché sennò non riesci. Guardate come riesce a fare il nodo il nostro bonso. Il filo è veramente fino, professionalità. Ma che selvaggio, attenzione! Dopo lo puoi tirare con la bocca, con la forbice, se non è la forbice è meglio con la bocca. Dighe. Lascerai anche la bocca? Vai la forbice qua. Lascerai nella bocca e nella forbice come nel film. Posizione fetale di Davide. Angelo, secondo te si pesca oggi com'è? Ma l'aria promette bene, ma è troppo caldo, penso che oggi nisma. Oggi mi sa che si prende caldo. Qua magari per Il posto più adatto sarebbe sull'acqua correttiva perché questa è l'acqua ferma. Ci vuole un piumo più pesante, tipo un netto. Già, che cosa ne pensi? Alla grande direi. Vai a casa aspetta che. Qua. Ecco quella lì. Dimmi, Ecco qua il mais. arriva subito. Arriva subito. Vedete, lasciate da solo il nostro allievo e cosa succede? Succede questo. Falso. Sono no, professionali che sono ragazzi, i nostri ragazzi, che professionalità. Uruguay, Hit New, eccolo qui. No, è sempre qui. Sono qui che proprio i followers anche dietro mancano mai proprio. Vedete che il pesce c'è, gli amici da casa stanno, non so se lo vedono. Proviamo ad andare più vicino senza fare casino. Eccolo là. Vediamo se. E questo pesce nero che tipo di pesce è, Angelo? È un girasole, un persico sole. Persico sole. E cosa mangia di solito? I vermetti, i bigattini, muovendo l'esca col finto. E oggi non ho pescato niente perché non avevo l'esca adatta e anche perché non ho pasturato tanto col mais, perché minimo ci vuole una settimana per pasturare con l'esca adatta sul mais. Cioè col mais non si prende. Quindi diciamo che il mais alla vaniglia per questo tipo di esca non è il massimo, diciamo. Sì, non è adatta per pescare in questo Riviera del Brenta col mais a vaniglia. Ho capito. Davide, tu cosa ne pensi? Beh, allora, come potete vedere, neanch'io ho preso granché. Beh, a parte che eravamo qua solo da non tante ore, e anch'io ho usato il mais alla vaniglia e avevo la canna, A galleggiante, però non ha pescato. Probabilmente anche nel mio caso l'esca non era l'esca adatta, forse ci vuole un'esca col verme sopra, la classica esca tipica del pescatore, quella col verme. Ma in tutto ciò dove cazzo è andato il Trimi? Deve cascare in acqua, era là poco fa. Guarda che ha fatto su la canna. Vuoi fare un saluto? Chiudiamo qui il video per oggi. Saluto tutti gli amici e i miei fan che mi seguono. Buon Davide. Un saluto a tutti i fan dell'X-Lab, buona giornata, alla prossima. Volete dedicare un saluto a una vostra fan in particolare? E chi sia? Che ne so. Io saluto tanto la mia amica Silvia, non vedo di conoscerla, che è una bella ragazza. Buon, ti Davide. Ma io avrei tante da salutare. Una volta. Una a caso è l'Alessia. Quella Alessia, buon dai. Che sta anche a Porto Rendi, insomma, adesso. Dovrebbe porto via a breve, insomma. Non so se sapete, ma c'è una bella novità, la mia amica Alessia sta per partorire, sta per diventare mamma. E un bacio a lei e al suo futuro figlio. Ma secondo me è già nato figlio, perché l'ultima volta che mi ha messo la cosa su Instagram era in 9 mesi. Ma a me mi sembra John Fonguai, comunque non penso sia ancora. Vabbè. Comunque Jacques, te invece cosa ti dici? Cosa ne pensi di questa giornata di pesca? È stata una giornata molto bella, molto istruttiva. Sì.
quale c'è sempre qualcosa da imparare nella vita, Boh. specialmente con la canna in mano, quella da pescare. Che là insomma. Esatto. Guarda che vado a portare la... Ascolta, ne manca un uomo però qua. Era sparito come un caccia. Sì, come un cacciabombardiere. Dio. Ragazzi, cosa dire? Pensavo anche a me di pescare qualcosa, ma qui ragazzi, vabbè, almeno ci hanno istruito. Io direi che ci vediamo alla prossima, anzi spero sinceramente che non ne sia altri, però nel frattempo alla prossima vediamo se c'è il trim.